E benvenuti, eccoci qui. Sono al Parco della Giara. Non ve l'avevo detto prima, ero in viaggio e sono qui ospitato e quindi vedremo appunto questa dimora dei famosi cavallini, che cosa riusciremo a vedere, riusciremo a fare. Perché? Perché sono in compagnia ovviamente di coloro che sono i padroni di casa qui veri e propri, cioè coloro che gestiscono ed accolgono le persone proprio qui. Sono con Roberto Sanna che mi ha ospitato oggi ed è appunto delle guide. Ciao Roberto. È un piacere, ciao. Grazie infinite. Grazie a te di essere venuto al parco. Tu sei il responsabile? Io sono il responsabile della società Iara che gestisce il centro visite qui sulla Giara dal versante di Tuili e quindi organizziamo le visite guidate per accompagnare i visitatori nel parco, per farli vedere al meglio quello che è la Giara. Perfetto, sentieri, bene. piante, antichi avili. Bellissimo. E ovviamente ricercare i cavallini. Certo. Ma non solo, perché abbiamo anche un punto ristoro. Ecco, infatti qui siamo appunto nel centro, diciamo, accoglienza, sì, no? Il esatto. primo centro accoglienza, c'è un parcheggio, lo diciamo, quindi la zona è fruibilissima, ci si arriva, c'è qualche curva ma non disperate, le famiglie possono tranquillamente venire. Anzi, vi invitiamo. Ecco, infatti, dici un po' di questa struttura, quindi che cosa c'è al centro informazioni? Esatto, Ecco. Questa è una struttura realizzata dal comune di Tuili che noi dal 2019 abbiamo preso in gestione. Perfetto. E c'è una parte che è dedicata al servizio di accoglienza vero e proprio, quindi con le informazioni di base, e la parte invece dove c'è appunto la partenza per le visite guidate e il punto ristoro, dove per chi prima o dopo l'escursione vuole fermarsi nella veranda panoramica può degustare i prodotti del territorio. Facciamo dei taglieri con formaggi, salumi. Bellissimo. E in più troviamo anche un'esposizione dei prodotti del territorio, quindi anche in vendita con i prodotti tipo mandorle, ceci, formaggi, salumi. Perfetto. Vino, tutto quello che c'è nella zona. Ecco, come vedete non c'è solo accoglienza, ma c'è tutta la filiera di accoglienza per tutte le famiglie e per i bambini, è fruibilissimo anche dai bambini. Sì, noi, quindi guardi, prima eravamo in escursione con bambini dai 4 anni in su che hanno camminato tranquilli per tutto il percorso, perché la Giara ha questo di buono, è un altopiano vero, quindi la fatica la fanno i mezzi per arrivare fino a qui, da 200 metri che è la paese perfetto. ai 600 circa dell'altopiano. Ma poi una volta che arriviamo in alto è tutto piatto, quindi si cammina con tranquillità, anche i bimbi di 5 anni, 4-5 anni la fanno senza Ma problemi. consigliamo un abbigliamento Questo consono? è ovviamente importante, soprattutto in questo periodo invernale, perché è un po' di fanghiglia, un po' di acqua la troviamo, quindi una scarpa che si può sporcare, ma i bambini si divertono in questo. Bene, benissimo. Allora Roberto, io per adesso ti ringrazio. Grazie a te. E quindi nella terra dei nuraghes vedete dove vi porta, quindi ringraziamo ovviamente loro per l'accoglienza. Ricordatevi di venire qui, godetevi questo meraviglioso luogo. Fra poco attraverso gli occhi della camera e anche del drone vedrete benissimo che cosa c'è. Chi mi accompagna? Oggi verrà Lucia a darvi Perfetto. un'assistenza nel parco. Perfetto, benissimo. Allora nella terra dei nuraghes per adesso, ma solo per adesso, vi saluta. Grazie Roberto, Grazie infinitamente. E ci vediamo tra pochissimo. A presto. Ci vediamo. Eccoci qui, siamo davanti alla cartina, insomma, che ci spiega dove esattamente stiamo andando e sono qui in compagnia di Lucia. Lucia Melis. Lucia Melis. Sì, sono una guida ambientale escursionistica e mi occupo appunto delle visite sia qua alla Giara ma anche del centro visite qui dell'accoglienza, insomma. E oggi sei tu che mi accompagni. Oggi Sono sì. venuto qui a rompere le scatole oggi, quindi è lei che mi accompagna e mi porterai a vedere, speriamo anche i cavallini di riuscire a vederli. Speriamo, se siamo fortunati. Comunque vedremo un bel po' di natura, quindi vedremo anche insomma un po' di flora, insomma vedremo il luogo e così capirete meglio voi da casa quanto è importante questo luogo dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista umano, perché loro stessi sono i custodi di questo luogo e quindi grazie a loro voi potete venire qui, giusto? Esatto. Ci dici due cose magari su questo, vediamo un attimino qualcosa. Qui troviamo la piantina. Intanto avvicino la camera io. Prego. Allora, questa è un po' la pianta appunto dell'altopiano. Perfetto. È un altopiano di origine vulcanica, Ok. 45 km quadrati di macchia. Diciamo che ha tutto intorno al costone si possono notare diverse costruzioni nuragiche, sono almeno 23 torri nuragiche. Paludi. Sì, esatto, questi laghi temporanei, di acqua piovana che ristagna. E qui poi si possono notare anche due coni vulcanici, Monte Zeparedda, Punta Zeparedda e Punta Zeparamanna, che sono i due vulcani da cui è fuoriuscita poi tutta la lava che ha formato questo altopiano. Bellissimo, straordinario.
straordinario. Allora adesso andiamo, Lucia, cosa dici? Andiamo. Allora adesso, Lucia, noi stiamo camminando e ovviamente sarai tu a farmi da navigatore, quindi precedimi. Ok. E intanto possiamo anche chiacchierare ancora un secondo e iniziare appunto. Allora, ti stavo chiedendo, adesso lo dico anche qui in camera, il numero di esemplari dei cavallini della Giara. Parliamo dei cavallini. Più o meno 600 esemplari. Bellissimo. 600 esemplari che vivono qui tutti sull'altopiano. Quindi tutto l'anno qui, sempre perennemente, Esatto. quindi si alimentano qui. Sì, quello che trovano. Ecco, certo. D'estate è un po' più difficile dal punto di vista del foraggio. Sì, diciamo che d'estate, più che d'estate, a fine estate, quindi nel periodo di settembre-ottobre, Ecco. quando ormai le stagioni, insomma, delle piogge sono abbastanza lontane, Ok. e quindi non si trova da mangiare più che altro, o meglio se ne trova ma poca. Invece dal punto di vista dell'acqua, Dal punto di vista dell'acqua più o meno sono abbastanza tranquilli perché ci sono delle sorgenti naturali. ecco. Quindi, Quindi quel anche problema- se le pozze d'acqua come le paludi si asciugano, Certo. solitamente nel periodo estivo, diciamo che se la stagione è buona fino a metà agosto reggono, poi ecco. dopodiché l'acqua evapora, da lì poi si hanno le sorgenti, Ok, si abbeverano le perfetto. sorgenti. Ascolta, allora, questo è un altipiano. Sì, Ok. Che si è formato quindi da queste grandi eruzioni, insomma, esatto, no? da questi due Vulcaniche. vulcani. Quindi è una piana basaltica questa prevalentemente. Sì, Altro genere di roccia, non so, granitico del genere, non ce n'è. no, sono Quindi basalto, è perfetto. sono basalto. Che caratteristiche? In Ecco. alcuni punti si trovano anche 20 metri di lava raffreddata. quindi Caspita, praticamente, sì, un Bellissimo, bello strato. bellissimo. Quindi coloro che vengono qui possono vedere anche un effetto geologico importante, antico della nostra terra. Esatto, dalla formazione di questa zona, che è la zona bassa della Marmilla, alla formazione anche di questo luogo della Bellissimo. Giara. Oltre che adesso lo stiamo vedendo anche in alcune immagini, bellissimo, insomma, la vegetazione. Vediamo che cosa, sughere, roverelle, Vediamo roverelle, vediamo le sughere un po' più avanti, Ok. i lecci, poi tipica macchia mediterranea come il cisto, il lenteschio. Bellissimo, bellissimo. insomma, Precedimi che c'è un po' di selvatico, fango. e tanto altro, perché comunque la vegetazione è molto vasta, anche questi asfodeli che stanno iniziando Sì, un po' timidi, sì. un po' prematuri magari, Oggi noi abbiamo anche un'ottima giornata, anche praticamente senza vento. senza vento, Quindi un bel... ecco il cisto, no? Questo eccolo, vediamo. sì, Quindi insomma possiamo anche godere meglio, no? sì. Perché le temperature qui comunque Le temperature scendono, non tantissimo, però Ok. se soffia il vento, soprattutto il vento di maestrale, è pungente, si fa sentire caspita, sì, abbastanza. sì. Infatti magari se arriviamo appunto nella zona delle paludi vedi proprio le piante piegate dal vento. Ecco. Neve, ne avete mai vista qua? Neve, diciamo che solitamente quasi tutti gli anni una spruzzatina la fa, però l'anno scorso ad esempio no, non ha nevicato. Ecco. Però è una spruzzatina che ti svegli la mattina con la neve, il pomeriggio già non c'è più niente, Ok. è già sciolta. La vostra attività in che cosa esattamente consiste? Ne abbiamo già parlato con Roberto in apertura di puntata, però insomma voi comunque portate le persone a immergersi proprio nell'identità stessa di questo parco, Sì. cioè la vostra presenza non è solo una guida per far vedere le cose, ma anche insomma ricordare che il parco è È un luogo da rispettare. ecco, è una risorsa. Diciamo che noi, la nostra vocazione, chiamiamola così, Sì, è quella di, è una bellissima parola. Brava, bellissima. è quella di far vivere al visitatore un ambiente e una situazione unica, ma nello stesso tempo di farla rispettare, perché noi stiamo venendo ospiti della Casa dei Cavallini, chiamiamola così, È vero, in questo è caso, vero, è e vero. dobbiamo rispettare i loro tempi È vero. e tutto l'insieme, È insomma. Adesso facciamo una breve, perché il fango qui
nonostante insomma le belle giornate di questi ultimi giorni, un po' di pioggia l'ha fatta nei giorni scorsi. Per fortuna. Infatti. Ritorniamo un secondo così a interagire su questi aspetti anche della fruibilità del parco. Quindi possono venire le famiglie tranquillamente, abbiamo detto. Studiosi? Anche. Perfetto. Infatti il nostro target varia dalle famiglie con bambini piccoli alle scolaresche. Bellissimo, ecco. Di ogni ordine e grado, quindi da partire dalla materna a arrivare anche all'università della terza età. Bellissimo, quindi il parco diventa anche come una sorta di, anzi un vero e proprio laboratorio didattico. Sì, attraverso voi anche, certo, molto interessante. Quindi possono tranquillamente venire, ovviamente prenotazioni, questo è importante. Certo. Anche perché ci sono dei periodi in cui la richiesta è abbastanza elevata e si rischia di non trovare una guida disponibile. È vero, e anche perché il parco stesso deve essere, diciamo così, non riempito di tante... Ecco, sovraccaricato, bellissima parola, brava. Adesso fermiamo un secondo. Sì. Allora, Lucia. Sì. Siamo arrivati in che punto? Come si chiama questo luogo? Questo luogo è una delle diverse paludi, Pauli Piccia, che finalmente oggi c'è un pochino d'acqua, di solito in inverno si riempie completamente fino ad arrivare qua al bordo. In lontananza noi vediamo, adesso nelle videocamere è ancora più lontano rispetto al nostro occhio che li vede un po' più vicino. Cosa vediamo? Vediamo alcuni cavallini. Abbiamo due cavallini, io vedo due cavallini di qua e uno in lontananza più in fondo di là, e vedo oltre i cavallini anche delle mucche. Ok, adesso noi pian piano ci avvicineremo un pochettino, ovviamente sempre mantenendo il rispetto, ovviamente, esatto, del luogo, sì, ma anche ovviamente degli animali. Allora andiamo in silenzio pian piano. Andiamo, dai, fammi tu strada, diciamo. Questa palude diventa anche più grande di estensione quando piove un po' di più. Sì, si riempie completamente. Certo. Fin qua, tu dici? E quante ce ne sono di queste almeno? Ce ne sono tante. Queste che sono stagionali sempre, ovviamente. Abbassa un po' la... Ok. Adesso, allora andiamo un pochettino in silenzio pian piano. Guidami tu, Sì, attenzione. Sì, tanto qui. Vediamo le tracce dei cavallini per terra, le impronte. Ecco qua. Fermati tu dove vuoi fermarti. Sì, io faccio un altro paio di passi più avanti e poi ci fermiamo. Ok, bellissimo. E allora... Eccoci qui, abbiamo fatto una brevissima tappa, abbiamo visto i cavallini della Giara, che gran fortuna, cosa bellissima, quindi grazie ancora. Dove siamo adesso? Allora, adesso siamo a una zona particolare che si chiama Crabiri Becciu, che significa vecchio caprile, quindi delle capanne ricostruite nella stessa maniera della tecnica costruttiva delle capanne nuragiche, dove i pastori vivevano fino a 60 anni fa. Perfetto. Con i ricoveri degli animali, bellissimo, quindi delle capre o delle pecore. E quindi abbiamo la possibilità, amici, di vedere anche un po' di architettura popolare, architettura rurale in questo bellissimo parco che vi ricordiamo, venite a scoprire il parco della Giara. Trovate loro. Il sito internet? Il sito internet è www.parcodelagiara.it. Numero di telefono per le prenotazioni è 070 9364 277, o meglio il cellulare che è più reperibile 348 29 24 983.
questi sono i loro contatti, quindi segnateveli, ricordate, venite a scoprire questo luogo, ne vale veramente, veramente la pena. Contatto la natura, l'aria, se beccate una giornata del genere, meglio ancora, giusto? Adesso spettacolare. Andiamo? Andiamo, seguiteci. È bellissima comunque la... Ah, che meraviglia! Ecco qui, ecco, piccolina, e questo è il luogo per gli animali, ovviamente. Esatto, entriamo un attimino qui dentro insieme, che ricorda anche un po' le capanne nuragiche che vediamo in certi siti, effettivamente, guardate, che meraviglia, che meraviglia, no, straordinario, davvero bello, davvero interessante. È vero, sembra quasi proprio uno spaccato nel tempo, no? Insomma, di riportarci un po' indietro nel tempo. Veramente, veramente interessante. Sì, appunto perché dicevamo, non tutti hanno vissuto una vita agropastorale e quindi, insomma, fargli vedere almeno, ecco qui che meraviglia, e poi magari farò anche qualche scatto, magari anche un volo col drone possiamo anche vedere di farlo. Veramente interessante. Ecco, questa è... Possiamo entrare? Sì, adesso... Facciamo prima, dai, inizia a entrare, inizia a entrare io, e questo entriamo, ecco qui, ah, che meraviglia, guardiamo un po', vedete, come anche il tetto, insomma, che meraviglia. Beh, l'estensione è abbastanza grande, insomma, vero, cosa dici? E qui insomma, bene. Certo, il fuoco, le nicchie per ovviamente appoggiare anche qualcosa, magari anche derrate, acqua, e poi... Ma anticamente ci si dormiva anche, ovviamente. Sì, ripeto, fino a 60 anni fa ci abitavano i pastori. Bello. Sì, davvero interessante. Ecco, nella terra del Nuraghes vi porta amici anche in questi momenti e all'interno di questo parco è un valore anche aggiunto, se vogliamo, perché ti fa capire un po' la vita di quel momento. Adesso usciamo e faremo ancora qualche passo e poi pian piano rientreremo. E siamo qui alla fine di questo viaggio nella terra del Nuraghes, una puntata speciale dedicata al parco della Giara, in compagnia di coloro che qui accompagnano e rendono fruibili le visite a voi, a noi, a me l'hanno fatto, quindi grazie Lucia, di tutto. Un ringraziamento ancora a Roberto, insomma a tutti voi comunque per quello che ci avete dato, che mi avete dato oggi, e vi invitiamo di ritornare qui, saremo sempre pedanti su questo fattore, ritornate, venite, scoprite, incontrate loro e amate questa struttura e il luogo, il parco e gli animali. Ma sugli animali abbiamo una piccola chiusura e poi faremo vedere un'immagine su un pannello, perché abbiamo visto i cavallini, abbiamo visto le paludi, ma dentro quelle paludi c'è un ospite, c'è qualcuno che lì è di casa e noi non abbiamo potuto vederlo, lo vediamo in un'immagine, ci spieghi brevemente due cose. Esatto, sì, è un abitante diciamo importante, perché abbiamo oggi all'interno dell'acqua delle paludi vive questo fossile vivente, nel senso che oggi troviamo il fossile di questo animale, troviamo anche l'animale vivo. Bellissimo. Naturalmente lo troviamo, si chiama l'Epidurus apus. In questo periodo che non c'è l'acqua non lo troviamo, perché lui deposita le sue uova sotto il fango. Quando poi c'è nuovamente l'acqua, le uova si schiudono in primavera e nascono i nuovi componenti della famiglia. Quindi, come vedete, adesso vi faccio vedere un'ultima immagine finale per la chiusura, c'è veramente un contenitore culturale ampio e noi di Terra del Nuraghes ve l'abbiamo raccontato, per cui grazie ancora. Grazie a voi. Un saluto ai nostri amici della Terra del Nuraghes e al prossimo viaggio. Arrivederci.